Tema di riflessione anche per il consigliere regionale Dolfin, il Bragozzo del museo, tema riportato alla luce dopo le considerazioni della collega Baldin, che chiama a intervenire la Regione Veneto per attrarre, a suo dire del consigliere, visibilità mediatica e aiuto economico. Dolfin ricorda che una minima manutenzione al Bragozzo veniva fatta da un addetto che apriva le vele e faceva il possibile per tenere al meglio l'imbarcazione storica. Mandato in pensione questo, è mancata la seppur minima manutenzione, tantomeno quella importante, portando lo storico battello in squero per un rimessaggio per quanto sarebbe stato necessario. Dolfin parla di morte annunciata dovuta all'incuria e alla mancanza di attenzione verso il Bragozzo Contarini, ricordando che nel 2016, giunta del Movimento 5 Stelle, consigliera Baldini in regione, si era chiesto un intervento mai arrivato sia per il Bragozzo che per la barca da pizzo. Fu una vera e propria mancanza di volontà, secondo il consigliere, da parte di chi avrebbe dovuto preservare il patrimonio storico per il quale erano state spese alcune migliaia di euro. Unico intervento seguito all'affondamento è il ricovero in squero al Buon Castello, abbandonando il Bragozzo al suo destino. Ora, tra il saldo della spesa per il ricovero, 15.000 euro, e il recupero del Bragozzo, se possibile, servono 300.000 euro, economia difficile da recuperare dal bilancio comunale. Secondo Dolfin ci sono responsabilità enormi di chi doveva vigilare, attenzionare, intervenire prima e non dopo, visto che il legno della barca ora non è nemmeno più buono per fare fuoco. Dolfin riferisce che l'amministrazione comunale sta cercando di valutare e di recuperare, se fattibile, il Bragozzo in un qualche modo, perché nessuno vuole perdere tali importanti tradizioni, ma non si può non essere realisti viste le problematiche e le situazioni di disagio che vive la città.